Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Il programma è offerto da Buonasera amiche, buonasera amici telespettatori di Canale Italia. Ho detto una trasmissione questa sera delicata perché parleremo appunto di territori contesi. È uno speciale. Ovviamente quando si parla di territori la nostra attenzione va sempre lì in Ucraina. E con chi affronteremo questi discorsi? Li affronteremo con gli ospiti qui presenti. A partire dalla mia destra c'è il signor Nicola Marzaro, che è un osservatore internazionale in Donbass, l'avvocato Marco Pata, che anche lui un osservatore, se non erro, internazionale anche lui, in Donbass anche lei. Poi abbiamo Giorgio Deskovic Deschi, lui è un cittadino triestino e ci parlerà di quello che accade in Trieste e ci spiegherà i motivi per cui, puntini, puntini, puntini. E poi abbiamo un diplomatico abcaso che è il mio corregionale Vito Grittami, quindi un omonimo. In remoto, direte voi, chi abbiamo? Abbiamo un diplomatico abcaso che è Can Taniglia, buonasera. Buonasera, Poi abbiamo, lei si trova esattamente dove? mi trovo a Sukhum, la capitale della Repubblica di Abkhazia. Perfetto. Poi abbiamo Vestuto Gianfranco Salve. sulla Salve. locandina, è venuto fuori vetusto, sembra quasi vecchio, antico, ma in realtà è Beh, vestuto. abbastanza, diciamo. Vestuto giovane, che è un giornalista e direttore della testata giornalistica Russia News. Sì. Poi mi spiegherà alcune cose circa questa testata, perché io sono un po' curioso, insomma. E poi abbiamo il dottor Ennio Bordato, il quale è presidente dell'associazione Aiutiamo a salvare i bambini del Donbass. È così? Aiutate a salvare i bambini, buonasera direttore, ben ritrovato. Buonasera, a salvare i bambini. Non metto del Donbass, è sottinteso? No, perché salviamo non solo i bambini del Donbass, ma Russia, Ucraina, Abkhazia, Ossetia, tutte le repubbliche ex sovietiche. Benissimo, allora togliamo Donbass nella nostra scrittura. Allora vi dicevo, adesso apriremo con un filmato che abbiamo trovato noi, però prima dovevamo dire ai nostri amici telespettatori che questa trasmissione mira a cercare di far capire al nostro pubblico esattamente qual è la situazione che stanno vivendo in Russia e Ucraina, e parlando ovviamente di quello che è stato il recente passato dell'ex Unione Sovietica, della situazione post scioglimento fino ad oggi, prospettando, e questo è importante, le attese in divenire delle popolazioni locali in lingua russofona che si trovano in territori oggi non più appartenenti alla Federazione Russa. Allora dite, perché parliamo di questo? Signori, è una televisione libera, finalmente io do questo spazio perché mi sento libero
e gli italiani che seguono questa trasmissione devono capire quali sono i veri fatti, che se ne dica, perché qui dobbiamo, e si racconta, i fatti veri, l'obiettività di quello che accade nel mondo. E vi faccio vedere, poi vi farò vedere la copertina, insomma. Però, scusatemi se perdo un po' di tempo in questo, ma devo spiegare, se no non ci capiamo, anche perché, ripeto, devono capire chi è a casa. Dici, quanti saranno? 600.000, 500.000, 100.000, 2, non so quanti saranno. Dimostratelo con i vostri messaggi che siete in tanti, dimostratemelo soprattutto anche attraverso YouTube, perché siamo in diretta mondiale anche su YouTube. Ecco, gli inglesi e la NATO che cosa hanno regalato? Una nube radioattiva agli europei. No, dice, ma che è possibile? Sì, sì, è possibile. Nei mesi precedenti hanno inviato armi all'uranio impoverito, stoccandoli in un loro deposito in Ucraina o Ucraina che dir si voglia. I russi la settimana scorsa cosa hanno fatto? Precisamente il 13 maggio, e poi vedrete anche l'ora del bombardamento che vi farò vedere, hanno fatto brillare questo deposito. Le conseguenze sono disastrose. Un bel fungo radioattivo che ha già sorvolato i cieli polacchi e che si dirige verso l'Europa. Ricapitoliamo, i buoni, virgolettato, i buoni, quindi usano armi non convenzionali che provocano danni, gravi malattie alle persone e che distruggono l'ambiente circostante. Poi, un minuto dopo aver inviato queste armi, in TV ci parlano di diritti di ambiente e di green. Siamo veramente in un assurdo criminale. Ma io voglio farvi vedere questo filmato. Lo voglio farvi vedere. 13 maggio, regia, facciamolo vedere. E se volete, ascoltate le lamentele di questa signora. Хай наша віра в перемогу летить до Бога в небеса. Рідненькі, наші ЗСУ, дякую вам за ранок, за день, за цей рік, який був дуже болючим. Господи, подаруй нам мирного неба та повернення всіх наших захисників додому. Ecco, questo è il filmato che volevo fare vedere. Can Tania, lei conosce, io non la conosco questa lingua, perché ho fatto vedere solo il fungo. Lei sa dire quello che ha detto la signora? Ha capito il testo? No, sinceramente non l'ho sentito bene perché ci sono forse problemi tecnici anche con internet. Vabbè, non importa. Non ho sentito Comunque bene, sinceramente. credo che sia stato un lamento spaventoso di quello che è successo a noi e vinciamo questo, insomma. È la copertina che voglio farvi vedere questa sera, prima di iniziare a fare delle domande, è di un amico che non c'è più, è morto, e chi se lo ricorda bene, qualcuno che ha seguito questa nostra trasmissione, si ricorderà Giulietto Chiesa, che è stato nostro ospite il 26 gennaio del 2018. E io, tanto per iniziare questo e per far capire agli amici telespettatori che cosa aveva detto, e poi iniziamo, come Dio comanda, la nostra trasmissione. Serve come copertina perché il mio amico Massimo Bolla non ha potuto, perché abitando a Ravenna ha avuto problemi, problemi grossi, e quindi un pensiero va anche ai nostri amici emiliani, romagnoli, con tutta la solidarietà che noi possiamo offrirvi.
ma lo sapete bene, la solidarietà serve poco. Comunque un pensiero per voi c'è anche da parte nostra in questa trasmissione. Ma torniamo a parlare di questo problema. Sentiamo, ascoltate per bene le parole, Vito, perché vorrei incominciare da lei. Cominciamo a sentire bene le parole che ha detto nel 2018 il nostro Chiesa. Era seduto al posto tuo, Pata. Sentiamo. Sì. Due considerazioni molto veloci. La prima è che l'Italia è una colonia. Io in questo mi collego a quello che diceva il mio predecessore. Noi siamo una colonia degli Stati Uniti d'America, non contiamo niente, obbediamo agli ordini e quindi quando io sento parlare di sovranità monetaria mi scappa un po' da ridere, scusate, perché se siamo una colonia possiamo anche essere sovrani dal punto di vista teorico, ma siamo una colonia e obbediamo agli ordini del padrone. Quindi la questione che noi poniamo, la lista del popolo per la Costituzione dice che noi dobbiamo trasformare l'Italia in un paese neutrale, cioè fuori dalla NATO. Questa è la prima questione, perché non vogliamo andare in guerra e non abbiamo nemici. Noi siamo contrari alle sanzioni, perché le sanzioni sono illegali dal punto di vista giuridico internazionale e non sono motivate. La Russia è un nostro amico, non è un nostro nemico. Quindi noi impostiamo la questione in un modo del tutto diverso. Per porre fine a questo, concludo, ci vuole una nuova opinione pubblica, e cioè ci vuole una televisione che dica la verità. Noi abbiamo le 7 televisioni nazionali che raccontano ogni giorno ore di balle. L'unica è la nostra che non racconta balle. No, io non polemizzo con voi, sto dicendo che le 7 televisioni nazionali sono delle balle. Ecco, comincerei con Vito Gratteri, diplomatico. Prego. Certamente ha ragione il nostro amico che purtroppo non c'è più. Ritengo che l'Italia non è più libera. È confermato, voglio dire, non c'è più tanto da dire alle conferme. Però volevo dire una cosa, non so se lei sa, il dottore è stato in Abkhazia diverse volte e ha sposato anche la nostra causa della libertà, della nostra libertà abkhasa, di essere indipendenti. Non so se lei sapeva che lui è stato diverse volte. No. Noi lo conosciamo, io non l'ho conosciuto di persona, ma l'amico Tandania lo conosce bene, forse può dire anche lui qualcosa sulla visita che fece all'epoca. Che dire, c'è poco da dire, ha detto tutto lui. Voglio dire, no, io vorrei sapere invece da Cantania cosa ricorda di Giulietto Chiesa, le sue, diciamo, espressioni sono ancora valide o no? Sì, ricordo molto bene le sue visite in Abkhazia. Io all'epoca ero vice ministro degli esteri e abbiamo fatto un'intervista al signor Chiesa che era veramente sorpreso dalle nostre libertà e dalla nostra sovranità che abbiamo noi abkhasi, perché abbiamo scelto di combattere per la nostra libertà pagando anche il prezzo più alto che esista, la nostra vita, le nostre vite. Però lui già allora era, se non mi sbaglio, nel 2014 e 2013, 2014 è stato 2 volte in Abkhazia. Già allora diceva che siamo uno dei pochi paesi nello spazio post-sovietico perlomeno, che ha scelto la propria strada di libertà, la difesa, e sta cercando di costruire uno Stato veramente basato sull'opinione del popolo, cioè costruire uno Stato dove nessun altro Stato interviene negli affari interni. Quindi ovviamente ha lasciato, Giulietto Chiesa era conosciuto sia in Abkhazia che in Ossetia del Sud che in Russia, e diverse volte era in testate della TV federale russa, quindi era molto conosciuto per la sua libertà dell'espressione, cioè lui
diceva quello che pensava e quello che ha detto in Abkhazia, per questo aveva questa, diciamo, autorità, no? Quello che ha detto sull'Abkhazia per noi era importante, perché anche noi la vediamo così, anche noi la pensiamo così, e per noi detta da uno che proviene dall'Occidente è molto importante, che uno veramente vede per quale motivo un popolo decide di combattere per la propria libertà. Cioè non è facile andare, andare, prendere il fucile e andare a difendere diciamo, il diritto che ogni popolo ha, il diritto per l'autodeterminazione. E questo noi l'abbiamo fatto e cerchiamo di costruire uno Stato sovrano e indipendente, anche se è difficile. Credo che questo sia veramente un momento difficile, vero Deschi? Sì, intanto vorrei un attimo presentarmi perché io sono per l'allegato sesto del Trattato di pace di Parigi del 1947, l'articolo 6, sono un cittadino ancora oggi del territorio libero di Trieste. Non vado nello specifico. L'avvocato Pata, che si occupa di giurisprudenza internazionale, potrà anche darmi ragione. Invece, in merito e per lo spirito di Giulietto Chiesa, vorrei semplicemente leggere l'articolo 3, sempre dell'allegato sesto del Trattato di pace. Il territorio libero sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale. Nessuna forza armata sarà autorizzata nel territorio libero, salvo in seguito ad istruzioni del Consiglio di sicurezza. Le formazioni, esercizi e attività paramilitari saranno proibite entro i confini del territorio libero. Il governo del territorio libero non concluderà né negozierà accordi o convenzioni militari con alcuno Stato. Perché dico questo? Perché parlando, come ha detto Giulietto Chiesa, del fatto che l'Italia è succube, è comunque stato soccombente al Trattato di pace, abbiamo un'occasione unica di poter mettere, diciamo, una leva a livello internazionale e mondiale se l'Italia riportasse in luce la questione della sua amministrazione civile provvisoria data dal Memorandum di Londra del 1954 sul territorio libero di Trieste. Il territorio libero di Trieste è una base NATO, ma, come dice il Trattato di pace, non dovrebbero starci navi militari o tutte le navi potrebbero starci. Abbiamo questo strumento formidabile, già ammesso anche all'interno della giunta regionale che ha sede in Trieste, da un esponente del Partito dei Fratelli d'Italia che ha citato l'allegato ottavo del Trattato di pace in virtù del porto libero. La questione va a collegarsi direttamente con il perché è cominciato tutto, ed è cominciato tutto a livello visivo dalla visita del presidente Putin a Trieste il 26 novembre del 2013. È così, avvocato? Sì, confermo. E, oltretutto c'è una questione molto interessante legata a Trieste a cui mi aggancio e volevo approfittarne in modo da così, illustrare ai tuoi telespettatori qual è un problema recente che Trieste adesso si troverà ad affrontare, ovvero la creazione di un nuovo biolaboratorio. Ecco. Perché, come sappiamo, nell'ambito dell'operazione speciale in Donbass, nei territori che al momento sono stati liberati dall'esercito russo che è intervenuto direttamente a febbraio dello scorso anno, sono stati ritrovati e svuotati e ripuliti tutta una serie di biolaboratori. È stata fatta la problematica, ovviamente è stata ben istruita, è stata preparata tutta la documentazione, è stata presentata la questione davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU, però è stata bocciata. Cioè la Federazione Russa ha chiesto che fosse affrontata la problematica
attraverso un'indagine internazionale e ovviamente i paesi europei hanno votato contro. In particolare Gran Bretagna, Francia hanno votato tutti contro, ovviamente gli Stati Uniti, ma questo era ovvio perché i laboratori erano loro e quindi non potevano autoaccusarsi. Però purtroppo la questione è stata bocciata e l'indagine al momento è bloccata. Questo significa che gli Stati Uniti si sono trovati nella necessità di dover spostare tutti questi biolaboratori. E guarda caso li stanno spostando in Italia. Ne abbiamo già uno attivo a Sigonella in Sicilia, c'è stata il 1° maggio la manifestazione a Pesaro. Perché dicono promossa... che a Pesaro sia già in fase conclusiva come costruzione. No, no, è ancora... Non so se sono nella fase delle autorizzazioni urbanistiche. Però tra l'altro facevano vedere, per esempio, c'è un bravissimo giornalista d'inchiesta che non so se è mai stato ospite da te, che è Franco Fracassi, che ha affrontato la questione e ha fatto vedere come proprio a seguito dell'alluvione i terreni destinati a ospitare il laboratorio adesso siano sommersi. Quindi immaginiamo cosa sarebbe successo se ci fosse stato il biolaboratorio. Sarebbe stato un disastro A Trieste invece sono in fase più avanzata. A Trieste, tra l'altro, ci sarà una situazione molto strana e particolarissima dal punto di vista del diritto internazionale, perché il laboratorio sarà ospitato in una zona totalmente extraterritoriale. C'è proprio il governo italiano ha adottato, cioè ha sottoscritto un trattato internazionale per il quale il laboratorio di Trieste è in territorio extraterritoriale, quindi non sottoposto alla magistratura italiana, non sottoposto all'autorità delle forze dell'ordine italiane. Quindi lì dentro possono fare quello che vogliono. Pazzesco. Fondamentalmente. Pazzesco. Vestruto, lei è direttore, no, ci diamo del tu fra colleghi, insomma, no? Giornalista, quindi. Come fai e come riesci a resistere in Italia con una testata di questo genere, Russia News? Cioè ti metti contro tutto il mainstream, insomma. Hai avuto problemi con questa, con i politici, soprattutto anche con i colleghi? Diciamo che anzitutto ero allenato perché Russia News è una testata giornalistica registrata al Tribunale di Venezia, anche a farlo apposta, ha 10 anni di vita, anzi proprio ad aprile ha fatto 10 anni di vita e prima sono stato per 3 anni direttore di un altro giornale russo che si chiamava Nascia Gazzetta, ma prima ancora, ecco perché dico sono stato allenato, sono stato editorialista della Padania perché per anni insomma ho frequentato anche quel ragionamento lì e questo poi lo collegheremo al discorso, alla tua, diciamo, al tuo lancio iniziale dove si parlava delle nuove patrie e delle piccole patrie, perché questa è una cosa che secondo me riguarda, come ebbi modo a dire anche diciamo, quando siamo stati lì in Russia nel Donbass per il referendum, riguarderà anche l'Italia ma anche l'Europa, perché ci sono delle spinte anche qui in Europa, quindi quello che è accaduto nel Donbass secondo me dovrebbe servire anche di esempio qui da noi, ma questo lo diremo. Per quanto riguarda quindi questo allenamento mi è servito per reggere questo anno dove chiaramente mi sono trovato da solo con la mia testata, perché poi l'altra testata russa, questa è italiana, questa testata quindi è di Venezia, quindi è veneta al 100%, però le altre testate tipo Sputnik e altre sono state, diciamo, chiuse perché ovviamente erano direttamente emanazione del governo russo. Quindi mi sono trovato da solo con questa testata a dover poi fronteggiare un ragionamento in cui la stessa ambasciata russa, diciamo, in Italia aveva dato l'incipit a tutti i cittadini russi di non intervenire in televisione, di non intervenire, di non rilasciare interviste e tutto. Quindi si può immaginare cosa è successo. Le minacce ormai sappiamo un po' come funziona, insomma, quando una causa è giusta, e questa secondo me è una causa giusta, o perlomeno una causa che non ha avuto il dovuto contraddittorio che giornalisticamente si deve concedere nel momento in cui c'è una contesa tra due nazioni o tra due parti contemporanee. Quindi da questo punto di vista, insomma,
voglio dire, la causa era giusta e quindi mi sono, come faccio appunto a 13 anni a cui mi occupo di Russia, mi sono messo in prima persona e ci ho messo la faccia anche in questo tipo di ragionamento. Però continuo a dire, il bello deve ancora venire, perché per quanto mi riguarda noi siamo vicini anche ad una scelta di campo finale, perché c'è un momento che è rappresentato dalle prossime elezioni presidenziali in Russia, ma anche dalle prossime elezioni presidenziali in America, dove, insomma, ecco, se ci dovesse essere un cambio di schieramento, secondo me le cose cambieranno anche per quanto riguarda l'area eurasiatica, che ormai il mondo sia multipolare, come dice spesso Lavrov, ormai che non ci sia più solamente il blocco il blocco Russia-America, questo è chiaro, e che la Cina, che comunque ha la sua ingerenza notevolissima in questo tipo di discorso, questo è chiaro. Quindi quali saranno i nuovi scenari di questo mondo multipolare? Quale sarà la fine dell'Europa, che secondo me vedrà diciamo, l'America, se dovesse vincere, diciamo, Trump, a fare un altro tipo di ragionamento, quindi potrebbe scomparire anche questa Unione Europea, che poi ha scontentato in tutti questi anni tutti, ha danneggiato, a mio avviso, ma avviso non solo mio, anche la stessa Italia, con delle scelte economiche, diciamo, negative. Del resto è di questi giorni la notizia che anche la stessa America di Biden si trova in difficoltà economiche, quindi c'è un problema di default. Sono tante le cose che fanno capire come l'asse invece eurasiatico si va rinsaldando sempre di più. Non è un caso che lo stesso Putin ha voluto, durante la parata del 9 maggio, i 7 presidenti delle 9 delle ex repubbliche, delle ex, diciamo, aree, regioni e stati che facevano parte dell'ex Unione Sovietica, quindi Kazakistan, Uzbekistan. Poi vedremo. Questo fa capire che c'è un grande movimento da questo punto di vista. Quindi le cose non sono così delineate o solamente dove c'è una contesa. L'Ucraina riceve, l'Ucraina secondo me in questo momento, e Putin ha anche spiegato più volte perché non si è intervenuto massicciamente, perché sarebbero bastate per quella che è la forza militare della Russia, secondo me, pochi giorni per radere al suolo l'Ucraina, ma non è mai stata intenzione della Russia fare questo tipo di operazioni, perché loro la considerano una regione che comunque ha fatto parte della stessa Unione Sovietica, quindi perché distruggere zone dove ci sono famiglie per metà russe e per metà ucraine? Quindi questa è una cosa che sicuramente si capisce, quindi ecco un po' il discorso. Questo l'atteggiamento anche dell'Italia, secondo me, va rivisto un attimo. Questo è un po' il quadro generale. Bene. Ha parlato di economia sbagliata da parte dell'Italia nei confronti della Russia, mi pare di aver capito, quello di porre dei veti, eccetera. Perché è sbagliata, Nicola? Soprattutto per quest'area del nord-est dove siamo noi adesso. Noi abbiamo goduto di anni meravigliosi con una Russia con il desiderio di acquistare dei beni occidentali, fra cui l'Italia aveva tra l'altro loro avevano di noi una considerazione meravigliosa dei nostri marchi, del nostro stile di vita soprattutto. Noi abbiamo perso degli operatori, cioè delle visite turistiche, dei turisti che sono, diciamo, hanno una capacità di reddito di spesa enorme, tant'è che quando ha messo il limite sull'utilizzo dei contanti ne abbiamo anche patito, le nostre strutture alberghiere ne hanno patito e i negozi di Milano di via Monte Napoleone non sapevano più come vendere i loro prodotti, il cui taglio minimo era ben superiore alla possibilità di pagare in contanti. Ma a parte ciò, insomma, la Russia aveva verso di noi, posso usare il passato perché purtroppo questa immagine è un po' compromessa. Ma poi parleremo un po', affronteremo anche il passato per capire quello che è successo, ma intanto voglio capire adesso il perché di questo sbaglio da parte dell'Italia. Guardi, lei sa che non tutti i prodotti sono embargati, per carità, però sono embargati i prodotti di lusso e per definizione hanno definito di lusso tutti i prodotti il cui valore unitario supera i 300 euro. Credo anche i formaggi e robe varie sono stati bloccati, i mobili. Le prime, legno, alluminio, attenzione, le materie prime che in Italia servono. Poi c'è l'altro discorso che noi abbiamo pagato le materie prime molto di più di quello che ci siamo accorti improvvisamente che la Russia ce le regalava praticamente. E allora, dico io, l'affare non l'hanno fatto certo gli italiani. Poi che altri paesi d'Europa, molto più a nord di noi, siano riusciti ugualmente, mandando i loro uomini nei consigli di amministrazione delle grandi
utilities e multinazionali russe ad avere lo stesso delle forniture a ottimo prezzo, quello non è stata certo prerogativa dello Stato italiano. Ecco, questo a dire. Però mi aggancio a quanto detto dal collega Vestuto, che noi siamo sudditi, siamo sempre sudditi, l'Italia è sempre stata suddita, da quando si diceva o con la Francia o con la Spagna è importante che se magna. Già all'epoca, noi siamo recentemente stati, diciamo, sì, salvati, usiamo la loro metafora dagli americani, ma in realtà da allora in poi le nostre strutture finanziarie non sono più state libere. Dopo si è aggiunta poi che con l'entrata in Europa, appunto, noi italiani non è che abbiamo goduto di ampie favoritismi rispetto all'asse franco-tedesco, che invece sono portati a casa tutto, l'uno dalla parte dell'agricoltura, l'altro dalla parte dell'industria. Ecco. Come però al solito questo non ci sappiamo fare, insomma. Sì, noi mandiamo che gli uomini peggiori i nostri in Europa, quindi non è colpa solo di loro. Se pensiamo che avevamo come ministro degli esteri qualche mese fa, insomma, è tutto dire e tutto pensare. Torneremo un velo pietoso. Di più, poi faremo vedere quali sono i territori in questione, però voglio sentire, prima di andare in pausa pubblicitaria, anche il dottor Bordato. È presidente dell'associazione Salviamo i bambini, e aiutiamo ovviamente tutti i pubblici a salvare. In che senso, dottore, come nasce questa associazione, questo movimento? L'associazione nasce nel 2001, quindi noi abbiamo 22 anni di esperienza. Nasce perché la Russia stava vivendo gli anni 90, cioè gli anni terribili della democratizzazione, fra virgolette, del libero mercato, di tutte le belle favole che l'Occidente ha importato distruggendo la cultura russa, distruggendo la sanità, il welfare, le pensioni, insomma. E quindi noi ci siamo un po' detti dobbiamo fare qualcosa per le categorie meno protette. Le categorie meno protette erano le donne, gli anziani, i bambini. Abbiamo scelto i bambini perché i bambini rappresentano il futuro del mondo e quindi abbiamo iniziato nel 2001 con la più grande clinica pediatrica di Mosca. Ovviamente abbiamo portato innovazione, abbiamo portato attrezzatura, abbiamo portato capacità nuova di intervenire nelle malattie gravissime, tumorali, soprattutto oncotumorali dei bambini. E poi da lì ci siamo allargati, siamo stati gli unici al mondo che è intervenuto a Beslan dopo la strage, grazie anche al rapporto con l'Università di Padova, con psicologia. Abbiamo fatto un progetto di 6 anni che ha dato una svolta alle sofferenze dei bambini che avevano vissuto e che si erano salvati in quella scuola maledetta dell'attacco terroristico, del terrorismo internazionale. Poi siamo stati a Volgograd, abbiamo operato ad Archangelsk, insomma come dire, abbiamo portato il nostro aiuto della bella Italia, come dico io, dei nostri donatori, dei nostri soci nelle molte regioni della Federazione Russa. In Ossetia del Sud dopo la guerra del 2008 e dal 2014, siccome eravamo conosciuti da oltre 10 anni nella Russia, abbiamo cominciato a ricevere richieste di aiuto dal Donbass e quindi abbiamo iniziato ad aiutare il Donbass. Noi siamo ancora, dico sempre purtroppo, l'unica associazione strutturata italiana che aiuta la popolazione del Donbass dal 2014, cioè dal primo giorno in cui il governo di Kiev è intervenuto nella guerra contro i civili, contro peraltro i propri cittadini, perché ricordiamo allora e fino al 2022 il Donbass erano formalmente cittadini ucraini e quindi noi siamo intervenuti, abbiamo portato aiuti umanitari, soprattutto abbiamo portato interventi di progetti che noi chiamiamo comunitari, quindi scuole, orfanotrofi, istituti di accoglienza per minori, ospedali pediatrici e soprattutto famiglie, tante famiglie, centinaia di famiglie che sono sopravvissute e che continuano a sopravvivere nelle zone, nei villaggi della zona del prefronte, dove si vede ad occhio nudo il fronte della guerra e l'esercito ucraino che continua peraltro a bombardare i civili con le nostre armi, con le armi occidentali, e la tragedia della popolazione
civile del Donbass, come peraltro della popolazione civile ucraina, perché noi aiutiamo anche i bambini ucraini, non aiutiamo solo i bambini del Donbass. È una tragedia immane, 126.000 le vittime, e quando dico vittime per fortuna non solo tutti deceduti, ma investiti o traumatizzati o problematiche economiche o problematiche ovviamente sanitarie. 126.000 è il totale dei civili colpiti dagli eventi della scelta dell'Occidente di fare la guerra alla Russia dal 2014 ad oggi. Bene. Quindi noi siamo, come dire, purtroppo gli unici in Italia che portano la bella Italia, come dico io, l'aiuto umanitario italiano alle popolazioni e anche ai bambini ucraini, perché ovviamente l'Ucraina in questa fase sta dissolvendosi, quindi non c'è alcuna capacità, ma non c'è neanche la volontà da parte dei politici ucraini. Bene. Ma comunque non c'è neanche nessuna capacità economica di intervenire rispetto al welfare, quindi sanità, istruzione e quant'altro. Va bene, la vostra sede mi pare di capire è a Rovereto? Siamo a Rovereto in provincia di Trento, ma Benissimo. siamo ovviamente un'associazione nazionale. È chiaro, no, parlo della sede dove mi sta chiamando lei in questo momento. Io, ragazzi, devo fare un attimo di pausa perché devo ringraziare coloro i quali mi permettono di fare questa trasmissione. Poi vi farò vedere un servizio della RAI sul Donbass che ci ha mandato in onda nel 2016 e voglio farvi vedere, no, i capovolgimenti, che qua non si capisce più nulla, cioè come si fa ad essere coerenti, no, con se stessi prima di tutto e poi con tutti gli italiani. Che cosa dobbiamo credere? No, intanto credete in questa nostra pubblicità, credete nei nostri sponsor, per favore. Vai. Gran Moravia, il formaggio della filiera sostenibile. Bontà e convenienza, piacere irresistibile. Formaggio Gran Moravia, da Brazzale, 2 secoli di tradizione. Il benessere nasce da dentro. Solo Natura. Ascoltarti è il primo passo per raggiungere il benessere tra corpo e mente. Non è mai troppo tardi per regalarti energia ed equilibrio interiore. Visita il nostro e-commerce www.solonatura.shop. La terra tra le tue mani. Progettazione, rinnovamento, soluzione. Questa è Incodes Group. Offriamo sempre la qualità e il supporto in ogni esigenza, con la massima serietà nel settore edile. Offriamo consulenze per avviare i vostri progetti. Ci trovi a Montebelluna o consulta il sito www.incodesgroup.com. Incodes Group, International Construction Design. Ehi, sono moltissime le persone che soffrono di gambe gonfie e pesanti. Noi dell'Istituto Flebologico Italiano analizziamo il passato per migliorare il vostro futuro e vi offriamo qualità e innovazione tecnologica nella diagnosi e nella cura delle malattie venose, perché con le vostre gambe potrete fare ancora molta strada. Istituto Flebologico Italiano. Passione ed eccellenza in flebologia. Quando suono mi proietto in una dimensione più alta in cui tutto è bellezza. La musica per me è sempre stata espressione di armonia. Io cerco l'armonia in ogni cosa che faccio, che vivo, che sento. Quando scelgo un aperitivo scelgo l'unico che mi consente di vivere l'armonia tra tradizione e modernità, tra gusto e piacere.
Allora, vi faccio vedere, come ho preannunciato, un servizio del 2016 e poi voglio sentire sia Vito, come diplomatico, cosa ne pensa, sia anche Khan, che mi segue. Attento, cerchi di seguire, dottor Khan, cerchi di seguire per bene, perché voglio una sua considerazione su quello che vedrà in questo momento. Prego, regia. Immagini che sembrano lontane un secolo, 2012, l'aeroporto di Donetsk, simbolo di ospitalità, costruito per gli europei di calcio, fiore all'occhiello dell'allora Ucraina unita. 2 anni dopo drastico cambiamento di scena, i 6 milioni di abitanti del Donbass, il distretto minerario est dell'Ucraina, per lo più di etnia russa, minacciati dal nuovo governo filo-occidentale, insediatosi a Kiev dopo la cacciata di Yanukovych, indicono un referendum a Donetsk e Lugansk, nascono 2 repubbliche autonome sostenute dalla Russia e osteggiate da Europa e America, che si mobilitano a favore di Kiev per riconquistare i 2 territori ribelli. È la guerra, violenta, crudele, dal maggio 2014, 2 anni. Ecco com'è ridotto l'aeroporto di Donetsk, ex gioiello dell'Ucraina, ora non più unita. Uno spettacolo spettrale, impressionante, una distruzione totale che isola dal resto del mondo le 2 repubbliche separatiste. Oltre 9.000 morti, 22.000 feriti, 1,5 milioni di profughi verso la Russia. A Donetsk si commemorano i bambini morti sotto il fuoco ucraino. 101 candidi palloncini volano verso il cielo plumbeo, implorazione di pace, preghiera per un futuro migliore. Nasce il viale degli angeli, ma tutto intorno è devastazione e disperazione. Di villaggi ridotti come questo, che si chiama Nikishino, a poche decine di chilometri da Donetsk e Lugansk, ce ne sono tantissimi, completamente sventrati dalle bombe ucraine. Eppure non tutti gli abitanti se ne sono voluti andare. Vogliamo che torni la pace, che i nostri bambini possano andare a scuola. Rivogliamo tutte le nostre bestie. È tutta colpa dei soldati ucraini, perché sono venuti qui a distruggere tutto. Noi non vogliamo vivere con loro, mai. Queste persone che hanno perso le loro case durante i violenti bombardamenti su Donetsk, soprattutto sulla periferia di Donetsk, si sono adattate a vivere da 2 anni in questi vecchi rifugi atomici dei tempi della guerra fredda. La guerra qui non si è mai fermata. Ci uniamo a un gruppo di miliziani autonomisti che perlustrano la zona attorno all'aeroporto. Non si aspettano un attacco dei cecchini ucraini. Siamo vicinissimi alla prima linea di combattimento. Di solito i combattimenti avvengono dal tardo pomeriggio fino alla sera e alla notte, ma oggi, appena a 1 chilometro da qui, si è fermato un battaglione di soldati ucraini che tentano di riconquistare questa zona. Difendiamo i nostri bambini, i nostri vecchi, le nostre case. Non ho paura. Questo è patriottismo. Solo il centro di Donetsk è stato quasi risparmiato dalle bombe. Pochi chilometri quadrati ancora belli ed eleganti, ma strozzati dalla paura e da una grave crisi economica e umanitaria. Gli ucraini vogliono riaverli intatti. Gli accordi di Minsk sono solo una vaga speranza di pace. Diplomazia, un miraggio. Allora, cominciamo con Vito. Direttore. Di. Direttore. Sì.
scusi, 101 bambini sono nel frattempo diventati oltre 150. Addirittura. Bravo. Si chiama Viale degli Angeli. E sono migliaia i bambini feriti e soprattutto mutilati dalle bombe ucraine. Questa è la realtà. È bene che i cittadini italiani sappiano queste cose, perché credo che nessuno abbia il coraggio di dirle. Quindi noi che amiamo raccontare i fatti storici reali e non come la raccontano altri, ci sforziamo di dire le cose vere. Vito Gratteri. Grittani. Scusa. Senta, questo servizio mette un po' di tristezza. Perché? Perché è la verità. E oggi verità non esiste più, non c'è la verità. Lei sa, sia nel vostro paese dove lei è nato, anche nel mio paese dove sono nato, abbiamo le piazze. Sì. E la mattina beviamo il caffè e io cerco sempre di dire questa verità. E mi rispondono quasi tutte le mattine, ma io non sapevamo niente del 2014 cosa succedeva. Noi siamo... non sappiamo. Sappiamo quello di oggi, ma del 2014 non sapevamo che c'era così una guerra violenta contro delle persone. Il signore intervistato dice una cosa sacra. Noi non vogliamo stare con gli ucraini, vogliamo stare qui in pace nella nostra terra, e cosa vengono qui a distruggere tutto? Cioè, lo dice già quel signore. Noi cerchiamo di portare questa verità, ma mi crede, direttore, è veramente difficile, perché non si capisce più niente. Cioè, chi dice una cosa, chi dice un'altra, anche i nostri giornali, qui ogni giorno cambia la cosiddetta verità. È difficile, per noi diplomatici a volte, veramente noi non sappiamo più cosa rispondere, cosa fare, cosa dire. Ci sta diventando difficile. Ecco perché io la ringrazio di questo servizio, anche se mi mette tristezza. Non è mio, no, ripeto. È della RAI. Sì, sono andato a scovarlo e ho detto no, lo faccio vedere perché bisogna che gli italiani che seguono la mia trasmissione capiscono e sappiano. Della RAI, che è la verità. Nel 2016, non nel 1800, Per cui... pochi anni fa. Cosa posso dire io di più? Aspetta, poi vi farò vedere un altro servizio, come si fa a cambiare bandiera. Dice, ma tu sei... Prego. Mi permetta addirittura, qui l'inviato della RAI ha detto una guerra che non finisce più. Il problema è anche questo poi. Le guerre ultimamente si iniziano e non finiscono più. Perché non vogliono. Perché l'ambasciatore Grittani, che può riferirci, o l'ambasciatore Tancania che è in video call, può riferirci che in effetti la guerra in Abkhazia è iniziata decenni fa ed è ancora aperta. E le famiglie hanno le armi in casa. Ed è una cosa incredibile, come può mai partire un'economia di questi paesi se la guerra non è finita, se fai un investimento e hai un orizzonte davanti di 10 anni e quando l'orizzonte temporale non esiste. Ecco. Facciamo vedere anche mentre parliamo, regia, quali sono, ovviamente, visto che stiamo parlando dei territori contesi, la gente deve capire con l'immagine quali sono i territori, grazie. Intanto mi piace ascoltare anche il dottor Khan Tanea, diplomatica abcaso. Ecco, lei, vedendo anche questa immagine, cosa racconta ai nostri italiani? Khan, che cosa sta vivendo lei in questo momento? Allora, praticamente, direttore, devo dire che il servizio che abbiamo visto è fatto veramente bene, che spiega punto per punto perché è iniziata l'operazione speciale della Russia. Cioè, noi abbiamo visto, cioè, oggi vediamo totalmente un'altra immagine, però l'operazione speciale è iniziata a causa della sistematica violazione dei diritti del popolo che è etnicamente russo del Donbass, che si è espresso che questa, diciamo, discriminazione si è espressa con anche il divieto della lingua russa, la discriminazione anche della cultura russa. Ovviamente il popolo non può vivere così, cioè quando uno vuole parlare la propria lingua e non glielo permettono di fare. In questo caso della popolazione russa del Donbass, essa aveva qualcuno a cui rivolgersi e chiedere aiuto sulla base del diritto internazionale dei popoli all'autodeterminazione.
e ha deciso di creare uno proprio Stato proprio per preservare la propria lingua, le proprie tradizioni e la propria cultura. E l'Ucraina non ha risposto con iniziative di pace, ma con ulteriori pressioni, e di fatto ha iniziato una guerra, come si diceva anche nel servizio, proprio contro la propria popolazione civile. E nelle immagini abbiamo visto l'aeroporto di Donetsk, e devo dire che questo aeroporto è stato, nel 2014, è stato diciamo, difeso da una brigata internazionale creata da un cittadino abcaso. Questa brigata adesso è una delle, diciamo, brigate più forti al fronte. Questo cittadino abcaso si chiama Akhra Avizba, ha il soprannome proprio abcaso, tutti lo chiamano abcaso, e si vede che anche gli abcasi, vedendo la situazione, sentendo diciamo con il popolo del Donbass la stessa situazione, i nostri cittadini sono andati nel Donbass come volontari. Era nel 2014, non adesso. Sono 8 anni o 9 anni che stanno lì a combattere e difendere il popolo del Donbass assieme ai russi e assieme allo stesso popolo del Donbass, perché noi sentiamo, vediamo la stessa storia che è successa da noi nel 92-93, quando anche a noi ci impedivano di parlare la nostra lingua, anche la nostra cultura era al pericolo. Quindi tutto quello che era nel servizio della RAI spiega perfettamente perché è iniziata l'operazione speciale, e ci fa vedere anche come i media mondiali cambiano velocemente il loro punto di vista quando, diciamo, il loro padrone, in questo caso gli Stati Uniti, li comanda e gli dice cosa fare e cosa dire e cosa raccontare. È una guerra dell'informazione, infatti. Fantastico. Giorgio Deschi, la tua opinione su questo, in virtù anche del tuo passato e dei tuoi rapporti che hai avuto con la Russia, ma è proprio vero, scusate se mi viene da dire, che Putin è un criminale o un delinquente? Assolutamente no. Cioè tutti dicono che Almeno... un criminale è un cattivo, e che butta bombe a destra e manca. Cioè, in base a quello del filmato che abbiamo visto, chi è stato cattivo o cattiva è stata l'Ucraina, insomma. Intanto anche per le parole di Khan ho un ricordo storico. Il ricordo storico di quando durante il fascismo, siccome Trieste è composta da varie etnie, ci sono 7 chiese di 7 culti, abbiamo i serbi, che è una grandissima comunità, abbiamo gli sloveni, che è ancora più grande, greci, c'erano gli inglesi. Insomma, a chi parlava sloveno alla scuola lavavano la lingua col sapone. Quindi si torna un po' indietro in questo senso. Per quanto riguarda il presidente Putin, invece, io vorrei un attimo solo spostare l'argomento su quello che avevo detto prima, cioè di come è cominciata anche la reazione di quello che io chiamo Washington DC, non gli America. È cominciata, e avevo accennato, alla visita del presidente Putin a Trieste. Ho forse intuito, ma credo sia una realtà, anzi lo è stato dimostrato, che il problema non è solo fra la Russia, che ci sta salvando da un futuro probabilmente, ma il problema parte anche dall'accordo fra la Russia e la Cina per le vie della seta. In questo momento effettivamente le vie della seta sono sul tavolo del G7 perché alla Premier Meloni verrà richiesto di abolire il memorandum con la Cina proprio sul porto libero e internazionale di Trieste. E questo ce la dice molto lunga. Dobbiamo immaginare anche nell'arco temporale, il 21 di novembre del 2013 sono cominciati un po' i disordini a Kiev. 26 di novembre il Presidente è venuto a Trieste, avrà sicuramente detto a Letta di qui passeranno le vie della seta
ed il memorandum di Londra lo consente, perché io devo leggerlo, scusatemi se prendo un documento perché le parole volano ma il verbo resta. Memorandum d'intesa di Londra, in inglese Memorandum of Understanding of London, fu un accordo di carattere pratico e non trattato internazionale, sottoscritto il 5 ottobre 1954 fra i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'allegato settimo del Trattato di Parigi del 1947. Insisto nuovamente a dire che questo strumento del trattato di pace potrebbe essere veramente la soluzione e io lo porterei in Italia, questo strumento. E credo che ci sia uno statista all'altezza di poterlo dire e credo anche che una pace possibile, accettata anche dal presidente Putin, che viene descritto come criminale, si possa fare proprio a Trieste in virtù della sua internazionalità, che è stata sempre oscurata. I cittadini italiani non conoscono sicuramente la situazione di questo territorio, i governi lo conoscono molto bene, ma per il popolo italiano questa potrebbe essere una soluzione, cioè che qualcuno porti la pace proprio nel territorio libero di Trieste, in quanto appunto un territorio internazionale. Poi c'è anche la questione dell'ONU, che è stato richiesto proprio dalla Russia che venga spostato da New York. Ci sono paesi che si lamentano per non aver avuto accesso o hanno difficoltà. Il ministro Lavrov è stato appunto stoppato per quanto riguarda la questione dei giornalisti che dovevano andare a New York, e per cui è ovvio che la sede dell'ONU a New York non potrebbe stare. È stata proposta l'Africa, l'Europa o l'Asia. Noi a Trieste siamo figli del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quale sede migliore sarebbe? È un pacemaker. Sembra fantasia, non lo è. Fantastico. Caro avvocato, sentito, quindi io vorrei intanto far vedere ancora le due regioni, diciamo, no? E io vorrei sapere... Adesso sono 4. Ma le più importanti? Sì, sì, le principali, le iniziali. E io vorrei un giudizio da lei, come possono vivere, come stanno vivendo gli abitanti, le persone in questo momento in quei paesi. Facciamolo vedere le immagini. La mappa del fronte. La mappa, eccola qua. Questa è la Transnistria, no? La mappa del fronte che abbiamo visto prima. Eccolo qua. Dunque, quelle oscure sono cosa sono? Sì, allora quella più a nord è Lugansk, poi in mezzo quella gialla è Donetsk, poi c'è la regione di Zaporozhye, che è quella che dà sul mare di Azov, e poi la regione di Kherson, che è quella sull'istmo della penisola di Crimea. Io personalmente facevo parte del gruppo di osservatori che è partito dalla Crimea, ci siamo recati poi nella regione di Zaporozhye, a Melitopol, a visionare alcune scuole, seggi elettorali, sia dentro che fuori la città, e poi ci siamo mossi a Lugansk, direttamente in città, in capitale. E la percezione cambia da regione a regione, perché mentre, ovviamente in Crimea la situazione era molto tranquilla, anche se c'era un certo via vai di militari. Ma la situazione più difficile, chi è che la sta vivendo? Ma per adesso la popolazione civile, soprattutto nelle regioni più contese, perché mentre la regione del nord, che è Lugansk, fino a pochi giorni fa, e adesso ti spiego poi il perché, spieghiamo ai telespettatori cosa sta succedendo proprio in questi ultimi giorni e perché. Mentre la regione di Lugansk, la Repubblica di Lugansk, era tranquilla, infatti quando sono stato in città si viveva un'atmosfera abbastanza tranquilla, in realtà le altre 3 regioni che hanno una bella fetta del loro territorio ancora occupato dalle truppe ucraine, in particolare, non so, per esempio Zaporozhye
la capitale, Zaporozhye, che siccome è al di là del fiume, al di là della centrale nucleare di cui si sente parlare tante volte, è ancora in mano ucraina. Kherson abbiamo visto qualche mese fa che è stata parzialmente abbandonata, la parte al di là del fiume, del Dnieper, è stata abbandonata dalle truppe russe. Quindi sono regioni contese. Donetsk è bombardata tutti i giorni, quindi non neanche discuto. Tra l'altro il loro gruppo invece era andato velocemente a Donetsk. E cosa sta succedendo? Proprio grazie alla fornitura delle armi europee, diciamo, perché nel caso specifico la settimana scorsa i britannici hanno deciso di fornire all'Ucraina i missili Storm Shadow. I missili Storm Shadow sono dei missili cruise che hanno un raggio d'azione inferiore ai 300 km, però comunque molto superiore alle armi di cui attualmente l'esercito ucraino disponeva. E mentre pochi mesi fa Lugansk era una città tranquilla, da quando sono stati forniti questi missili britannici, gli ucraini hanno cominciato a sparare anche a Lugansk, dove prima non arrivavano. E pochi giorni fa è stato colpita... Perché, scusa? Perché loro colpiscono i civili regolarmente, ogni giorno. Ma sono i russi o sono... chi è che colpisce, scusa, fammi capire? Gli ucraini, l'esercito ucraino. Perché dicono allora che sono i bombardamenti? Allora, diciamolo queste cose. Stanno colpendo dicono al di là del che fronte. Sono i russi che stanno bombardando. Ma no, non è vero, chiaramente. Al di là del fronte, loro, invece di colpire le posizioni militari dei russi, colpiscono direttamente le città. Abbiamo le prove? Beh, vengono ritrovati regolarmente i rottami dei missili, a parte che i radar rintracciano le traiettorie, e poi vengono ritrovati regolarmente i rottami dei missili utilizzati. Quindi allora scusa... A Lugansk è stata colpita una scuola, sono stati feriti 6 bambini, a proposito... Ma è stata la Russia a colpire, ma hanno detto, no, sono stati gli ucraini, hanno trovato i rottami dei missili britannici. E l'altro ieri è stato colpito un condominio, è morta una donna col bambino, bruciati vivi nell'appartamento. Cioè, ma non è stata la Russia allora? Ma certo che no. Hanno trovato i rottami dei missili inglesi, come fanno i russi ad avere i missili inglesi? E allora cosa stanno facendo? Stanno facendo scimunire l'opinione pubblica italiana. Ma certo. Gli italiani non capiscono più nulla. Certo che no. Mamma mia ragazzi. Posso Prego. dire una cosa veloce? Noi siamo stati ad agosto del 2022 nel Donbass a visitare quel carcere che fu distrutto, dove dentro c'erano i militari arrestati ucraini. Quelli del battaglione Azov che erano usciti dall'acciaieria Azovstal. Sono morti per colpa degli ucraini, sono stati gli ucraini a bombardare quel carcere. No, ma dopo è stato anche chiarito, questo fatto è stato chiarito. Non sapevano che lì c'erano i loro militari. Io ho avuto il piacere di visitare 5 detenuti, abbiamo parlato anche, poverini, quelli non sapevano niente, cioè non sapevano che il loro Stato, in virgolette, aveva fatto quella tragedia. Ci fermiamo un attimo ancora. Andiamo in onda durante le fasi del referendum, se ben vi ricordate. Torniamo dopo, devo andare, aspetta un attimo, devo andare in pausa pubblicitaria e poi torniamo. Pausa. Gran Moravia, il formaggio della filiera sostenibile. Bontà e convenienza, piacere irresistibile. Formaggio Gran Moravia, da Brazzale, 2 secoli di tradizione. Il benessere nasce da dentro. Solo Natura. Ascoltarti è il primo passo per raggiungere il benessere tra corpo e mente. Non è mai troppo tardi per regalarti energia ed equilibrio interiore. Visita il nostro e-commerce www.solonatura.shop. La terra tra le tue mani. Progettazione, rinnovamento, soluzione. Questa è Incodes Group. Offriamo sempre la qualità e supporto in ogni esigenza, con la massima serietà nel settore edile.
Offriamo consulenze per avviare i vostri progetti. Ci trovi a Montebelluna o consulta il sito www.incodesgroup.com. Incodes Group, International Construction Design. Allora, adesso mi sta facendo vedere i filmati che avrei voluto avere da Nicola. Purtroppo c'erano i volti di prigionieri in questa intervista. Ma si fanno vedere. Questa è una trasmissione che racconta i fatti come stanno, la verità. E c'è l'amico vestuto Gianfranco che stava intervenendo per dire cosa? Sì, stavo intervenendo a proposito delle bombe lanciate all'Ucraina. Quando noi siamo arrivati durante il periodo del referendum, noi eravamo osservatori internazionali insieme ai colleghi che sono anche lì in studio, e io ricordo che lì ci furono le bombe degli ucraini che arrivavano su Dost e quindi una città ucraina. Quindi tutta questa è una guerra, anche i bombardamenti degli ucraini vengono delle città loro, dove c'è la loro gente. Questo è il ragionamento che bisognerebbe iniziare a fare, cosa che nessuno dice, insomma, questi sono stessi gli ucraini. Addirittura quando uscivamo dagli hotel dovevano fare la bonifica perché c'erano le mine antiuomo che mettevano proprio davanti all'ingresso dell'hotel, questo ve lo ricorderete. Quindi l'azione, diciamo così, più forte è stata fatta proprio dall'Ucraina, ma in maniera quasi terroristica, insomma. Ecco, questo è il discorso, insomma, che va sottolineato, perché altrimenti si pensa che lì ci sono solo i bombardamenti russi. Non è così, non è così. Mi rivolgo, voglio chiedere prima al dottore, ecco, per quanto concerne la questione del bambino, lei ha accennato prima che vuol salvare in pratica tutti i bambini, perché il vostro sguardo, diciamo, è rivolto anche ai bambini ucraini. Ma lei sa chi sono coloro i quali cercano di fare danni materiali alle famiglie e di conseguenza ai bambini dell'Ucraina, del Donbass o di altre regioni, o no? Secondo quello che sa lei, secondo le sue conoscenze. Allora, diciamo questo, premessa dal punto di vista dell'informazione che parlavamo prima. I bambini del Donbass sono morti 2 volte. La prima volta purtroppo con le armi ucraine all'inizio e adesso con le nostre armi occidentali della NATO, anche italiane, che colpiscono molto più duramente e creano molti più problemi, ovviamente, perché sono armi tecnologicamente avanzate. E poi muoiono la seconda volta dal silenzio drammatico, col silenzio che dal 2014, salvo qualche rarissimo caso, è stato steso per quanto riguarda la popolazione dell'Europa e la popolazione occidentale, levando come dire, la notizia dei drammi che vive una popolazione civile e soprattutto la popolazione infantile del Donbass. Tu levi come dire, il senso del lutto e levi la compartecipazione umana. Quello che ha salvato i bambini di Beslan è stata la grande
capacità italiana della nostra associazione, e non solo ovviamente, di essere compartecipi al lutto, di aiutare, di comprendere e di ricordare, perché il ricordo come dire, aiuta la capacità dell'uomo a superare i più grandi drammi che vive nella propria vita, nella propria esistenza. E quindi il tacere questa guerra è ammazzare per la seconda volta chi muore sotto le bombe ucraine. Poi c'è tutta una partita, come dire, di speculazione politica, come le grandissime falsità sul rapimento dei bambini da parte della Russia. La Russia ha solamente salvato, i bambini sono stati salvati letteralmente. Noi abbiamo aiutato, noi abbiamo finanziato lo spostamento nel febbraio del 2022 di molti orfani dalle strutture e di bambini ammalati dai gravi reparti oncologici degli ospedali del Donbass verso la Russia. I bambini sono stati salvati, non quelli però ucraini, perché c'è una pagina nerissima che ancora non ha come dire, un contributo scientifico di dati, ma che sono le voci, e le voci rispondono sempre al vero, di migliaia di bambini che sono diventati cavie per oltrapianto di mamma mia, di parti del corpo, o sono spariti per attività, come dire, inenarrabili da questo punto di vista, e quindi, come dire, c'è una responsabilità immensa, non dell'Ucraina, attenzione, ma di chi sta governando l'Ucraina, che è un concetto diverso, perché il popolo ucraino è il primo popolo che sta soffrendo dal 2014 di questa situazione. Non parliamo di popolo ucraino, il popolo ucraino è quello che sta soffrendo forse di più del popolo del Donbass, perché non può parlare, non può ascoltare, non può dire nulla, deve solo obbedire e tacere e avere paura dei propri governanti. E quindi il punto è questo, il punto è che i bambini sono la merce più drammaticamente di scambio di questa guerra, come d'altronde di tutte le guerre, e sono chi sta soffrendo in maniera assolutamente inenarrabile, perché i bombardamenti, la mancanza di acqua, la mancanza di cibo, la mancanza di vestiti, del caldo, di carbone, la mancanza delle scuole, la mancanza del gioco, soprattutto la mancanza del gioco, è un dramma. Ci sono dei bambini che sono nati nel 2014, 2015, 2016, che hanno già 7, 8, 9 anni, che non hanno mai conosciuto un giorno di pace. Mamma mia. E questa è la responsabilità dell'Occidente, è la responsabilità dei governi europei, è la responsabilità degli stati dell'Europa occidentale. Questa è la responsabilità di una, come dire, gruppo dirigente che è assolutamente inumano e che ha distrutto qualsiasi possibilità di vita nelle popolazioni minorili di una parte molto ampia dell'Europa, perché l'Ucraina e la Russia sono Europa e sono sempre stati il frutto dell'intelligenza, dell'umanità e della cultura dei popoli europei. La letteratura russa, la letteratura ucraina, la musica, tutte quelle cose che il balletto, tutta quell'arte che sappiamo molto bene, che ci stanno negando perché stanno distruggendo qualsiasi legame fra noi e loro, però il popolo italiano è molto più, come dire, intelligente e non riesce a farsi in qualche modo ingabbiare da queste politiche assolutamente senza senso. Quindi attenzione, perché la pagina dei bambini sarà una pagina che verrà poi scoperta di qui a qualche tempo, speriamo molto presto, quando la guerra sarà finita, e leggeremo di quelle cose assolutamente illeggibili. Sarà una tragedia nella tragedia, perché chi sta vivendo questa guerra sono innanzitutto i bambini. Secondo te, Vestuto, se vuoi rispondermi, come mai Zelensky è stato invitato al G7? Come mai? Cioè, veramente, io, come diceva, come diceva il nostro paesano, cado dalle nubi, no? Cado dalle nubi. Cioè, non riesco a capire.
Uno. Ma Due, ormai, scusa, ormai due. diciamo che lui appare in tutti i consessi istituzionali di tutte le nazioni. Non dimentichiamoci che è stato anche invitato, tra l'altro è stato mandato a prendere con l'aereo di Stato italiano per fare una comparsata anche nel Parlamento italiano. Questo è grave. A spese italiane con aereo italiano, io credo che questo sia una cosa non grave di più, perché non è andato a nome del popolo italiano. Questo è il problema. Esatto. Una cosa inaudita, perché non si è mai visto che un presidente di un altro Stato straniero viene mandato a prendere con l'aereo, cioè qualcosa dell'altro. Quindi tutto quello che sta avvenendo è perché sicuramente è stato scelto come comunicatore di un mainstream che secondo me è inenarrabile da qualsiasi altro capo di Stato che possa dichiararsi tale. Veramente quello che sta rappresentando è una cosa vergognosa, così come è vergognoso l'assenza che poi stanno dando gli stati, a dire la verità, sempre più ristretti. Oggi perfino lo stesso Erdogan, che sicuramente non è uno che è stato sempre schierato, insomma che è stato un po' schierato un po' da una parte o dall'altra, ha detto noi non faremo sanzioni alla Russia perché ormai c'è una controreazione rispetto a tutto questo che sta accadendo anche dal punto di vista internazionale. È impossibile. Pensiamo solamente, prima si è accennato al discorso anche delle sanzioni, ma ci rendiamo conto che in Italia le fabbriche chiudono perché non hanno materie prime come il legname. Federlegno di Confindustria dice che in Italia le aziende che utilizzano il legname, faccio uno delle tante materie prime che non può essere trasportato direttamente alla Russia perché i certificati fitosanitari sono sottoposti alle sanzioni europee e quindi anche italiane, quindi non possono essere passati. Dice che le aziende del legname, l'utilizzo del legname, hanno 8 mesi di autonomia per quanto riguarda questa materia prima, di cui la maggior parte, l'80%, viene prodotta in Siberia, ovviamente. Quindi immaginiamo i danni insomma, economici solamente di tutta questa vicenda. Notevoli. Zelensky è la vergogna internazionale, insomma, perché effettivamente... Meno male che ho questa sera persone che stanno raccontando dal punto di vista sempre, visto che lei si interessa molto di economia, quello che ha detto il collega Gianfranco risulta verità, insomma. La materia è sotto gli occhi di tutti. Poi c'è stata la speculazione che ci ha viaggiato sopra, sa? Perché non è che tutto il legname fosse prodotto in Russia, eppure il prezzo è triplicato a un certo punto. Non è tutto il ferro fosse prodotto in Russia, eppure chi ha i tratto materiali ferrosi da tutto questo? L'America? In alcune materie prime senz'altro. Ecco, io non sono competente di essere su tutte o no, ma sicuramente nel gas c'è chi ha fornito i gas naturali liquefatti. Una alla volta, per favore. Aspetta un attimo. Fanno le triangolazioni e quindi quelle ci traggono. Non parliamoci sopra, prego. Sì, sicuramente il gas l'abbiamo importato dall'America, è sotto gli occhi di tutti, si è saputo, abbiamo cambiato anche la configurazione di gas, abbiamo usato quello che non si era mai sentito, quello di gas naturale liquefatto, i cui costi di liquefazione sono enormi. Certo. E li abbiamo pagati noi, ovviamente, i consumatori. Deschi, cosa vuole aggiungere lei? No, volevo intanto rispondere alla tua domanda sul fatto che Putin sia un criminale. Ah, sì. L'anima russa. Perché nessuno mi ha ancora risposto. Perché, no, e qui c'è di mezzo anche l'anima. Qui siamo su un livello di guerra metafisica in questo momento. Ideologica e spirituale. Ideologica e metafisica, l'avvocato conosce. Per quanto riguarda il gas, forse l'avvocato potrebbe rispondere meglio di me perché abbiamo amicizia in comune che si occupano di gas. Invece, proprio nello specifico, per rispondere alla tua domanda, Putin è un criminale o meno? Beh, io ho ricevuto un messaggio dal Presidente, perché per ragioni aviche e storiche io ho voluto tornare un oggetto alla Russia e l'ho voluto fare attraverso le mani del Presidente. Ma la sua risposta è stata: accetto questo dono di cuore, ma tanto più perché lei si priva di un caro ricordo. C'è una questione, è proprio la questione degli avi, della tradizione, della cultura. La Russia è Europa, è Eurasia. L'Europa va dall'Atlantico agli Urali. Solo loro ci possono garantire, entrando addirittura in Europa un giorno, un equilibrio fra l'Asia e anche con l'America.
Certo. Ecco. E questo strumento che raccontavo prima del Trattato di pace e della questione di Trieste, e dovete anche sapere che la famosa cacciata dal barco 4 non era tanto in virtù del Green Pass, ma era per il fatto che a Trieste non si doveva assolutamente parlare di una qualcosa che poteva ricondurre a questa famosa questione del Trattato di pace e di questo territorio. E io ripeto, perché ci sono quelli che siamo indipendentisti, no, la legalità, e di questo l'Italia potrebbe farne uso. Certo. Se ne facesse uso, a livello geopolitico l'Italia, come è sempre stato, godrebbe di un nuovo rinascimento e farebbe godere l'Europa, perché è in Italia che c'è il genio. Anche se io sono un cittadino del territorio libero, di lingua italiana e di cultura mitteleuropea, 536 anni d'Austria. È questo. Cantania, senta, quella attuale nel Donbass, sappiamo che non è la prima guerra che è stata combattuta da questa popolazione, che si sentono più russe che europee. L'opinione pubblica occidentale ha parlato molto poco delle sanguinose guerre combattute in Abkhazia e in Ossetia del Sud. Perché secondo lei? Allora, praticamente io ovviamente non raggrupperei tutti questi casi dei territori contesi, non raggrupperei insieme, sono i casi che bisogna studiare tutti quanti a parte, però diciamo l'unica cosa in comune tra tutti i territori contesi è il diritto dei popoli dell'autodeterminazione, che è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale, che significa che il diritto di ogni nazione di decidere, diciamo da sola, la forma della propria esistenza, senza interferenze esterne, diciamo. E questo principio, insieme ad altri, è sancito anche dalla Carta delle Nazioni Unite, come sappiamo bene. E se prendiamo ad esempio il percorso della Repubblica dell'Abkhazia per diventare uno Stato sovrano, vediamo che il nostro Stato è stato, il nostro governo, diciamo, la nostra Repubblica è stata riconosciuta da 7 Paesi membri delle Nazioni Unite. E noi siamo riusciti a costruire tutte le istituzioni di governo che funzionano bene. Esiste lo Stato di diritto, sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione, che dichiara che l'Abkhazia è uno Stato sovrano, democratico e basato sul diritto. Però ogni nazione, diciamo, decide la propria strada. Per esempio Donbass, Kherson, Zaporozhye hanno deciso prima di fare il proprio Stato per salvare la propria identità, e poi hanno deciso di fare un referendum per riunirsi alla Russia. Cioè, questa è una riunificazione storica, perché tutti questi territori storicamente sono stati russi, sono stati popolati dai russi e così via. Invece, se parliamo dell'Abkhazia e anche dell'Ossetia del Sud, abbiamo una storia un po' diversa. Dai tempi sovietici, dagli anni 30, che siamo stati, diciamo, sotto la pressione georgiana, sotto la discriminazione georgiana, e nel 92 i georgiani hanno attaccato l'Abkhazia e noi siamo stati costretti praticamente a difendere la nostra cultura. Non avevamo più altra scelta, non avevamo più un altro paese dove andare anche come profughi, no? Quindi per noi era una questione di vita della nostra etnia, e quindi noi abbiamo difeso il nostro diritto a mantenere l'etnia abkhasa, che ha la propria lingua antichissima e la propria tradizione, cultura e così via. Ho capito. Adesso voglio tutte queste, diciamo, queste notizie, tutte queste verità che stanno venendo fuori questa sera. Io chiedo a Nicola Marzaro, in qualità di osservatore internazionale in Donbass, e lo stesso lo dico anche all'avvocato, che credo sia identico come osservatore, insomma,
perché non avete parlato con la stampa nazionale in maniera da far conoscere tutto quello che sta accadendo? È una domanda legittima o no? Ci solleviamo dalla sedia a questo punto. Lei sta scherzando? Sta provocando? Guardi, No. noi siamo stati 2 volte nel Donbass. La prima volta siamo andati a intervistare i militari del battaglione Azov, quelli che si erano arresi delle acciaierie Azovstal, che erano stati incarcerati nel carcere di Enovka. Allora lì la prima missione, il Cavaliere Grittani aveva organizzato una missione contenuta per fossimo agili anche perché sparavano finché eravamo là, non è che fossimo là in vacanza e si sentivano le bombe arrivare, ne saranno arrivati nella durata di un'ora che siamo rimasti lì, ne saranno arrivati una quindicina, di cui qualcuno anche abbastanza vicina. Ecco, lì avevamo una giornalista e abbiamo tentato in tutte le maniere io stesso di pubblicare, ho portato a casa di video bellissimi, foto tante, li ho messi a disposizione ai giornali locali, io posso parlare per i giornali della provincia di Padova perché me ne sono interessato direttamente. E nessuno mi ha pubblicato nulla, benché io mi fossi prodigato a rilasciare documenti che secondo me erano anche molto interessanti. Però quello che voglio dire invece è stata la seconda volta, quando siamo andati a fare gli osservatori internazionali ai seggi. Lì avevamo una squadra di giornalisti che altro che io, che ero un pivellino a confronto, quelli erano giornalisti di guerra e le dico che sparavano comunicati stampa ogni quarto d'ora, non è venuto fuori nulla. Però già che c'è qui Vestuto, lui ricorderà senz'altro che lui stesso ha intercettato un articolo del Corriere della Sera online alle 2 di notte che diceva tutte le falsità e lui stesso ha contattato il Cavaliere Grittani e con l'autorità dell'ambasciatore, perché se parlo io che sono un cittadino qualsiasi magari sono poco credibile, ma con l'autorità dell'ambasciatore hanno formulato un articolo secondo come i fatti sono effettivamente avvenuti. Alle 8 del mattino è uscita la nostra versione dell'articolo, alle 10 era stata cambiata. Dico tutto. È così? Ricorderà Vestuto? È così. È così purtroppo, perché addirittura era stato scritto che c'erano solamente 2 osservatori italiani quando invece ne erano 13. Quando chiamai la collega del Corriere della Sera che aveva fatto l'articolo per la pagina degli esteri e lei disse: ma tu mi chiami a quest'ora, insomma, guarda, la cosa è inesatta, quindi anzi chiamai lo stesso ambasciatore Cantania, lui si ricorderà, e mi feci dare la pagina, lo stampato dove c'erano tutto l'elenco di tutti gli osservatori internazionali, gli fornii ovviamente lo stampato, lei corresse la cosa, però fatto volle, come giustamente è stato detto, all'improvviso poi alle prime ore del mattino questo articolo cambiò improvvisamente, ma fu detto le cose, però chiaramente i soliti toni, il referendum farlocco, le solite cose, insomma, queste. Quindi anche gli altri giornali nazionali ne parlarono, perché poi insomma fu fatta un'azione abbastanza diciamo forte, però è chiaro che loro poi girarono le cose in maniera differente, insomma. Ma se non fosse stato questo intervento, neanche a dire che c'erano gli osservatori italiani internazionali, queste dei 130 internazionali, perché poi c'erano anche degli altri paesi. Vito Grittani, questo è il numero totale degli osservatori. Vito Grittani, in qualità di ambasciatore abcaso, no? Ecco, riesci a dire le cose come stanno con, diciamo, la stampa pugliese, visto che lei è pugliese tanto quanto me, insomma. E l'ambasciatore, un ambasciatore abcaso, come vive oggi questa funzione? Allora, dobbiamo precisare, la Repubblica di Abkhazia e la Repubblica Italiana non si riconoscono, non hanno nessun riconoscimento diplomatico. Cioè io per l'Italia non esisto come ambasciatore abcaso, non esisto. Ed è giusto così, noi non ci riconosciamo, va bene così. Anche se la stampa pugliese, e non solo, scrive Vito Grittani, ambasciatore italiano in Abkhazia. Questo è falso, questo non è vero. L'abbiamo anche con l'aiuto di Vestuto, l'abbiamo tante volte scritto sul suo giornale, che questo non è vero, anche perché non può esistere. La Repubblica Italiana non riconosce l'Abkhazia, come può nominare un ambasciatore in Abkhazia? Ma io non sono ambasciatore italiano, anche perché anche stasera io sono qui nelle vesti di ambasciatore abcaso e anche come cittadino abcaso, non sono come cittadino italiano. E quello che io sto dichiarando e rilasciando lo sto rilasciando come cittadino abcaso.
sono molto orgoglioso di essere pugliese ed italiano, ma sono anche altrettanto onorato e orgoglioso di essere cittadino abgaso. Per cui è difficile e io non vivo bene perché mi vedono non solo come filorusso, cosa che di fatto io non sono filorusso. Io sono cittadino abgaso, porto avanti una storia, una identità abgasa, cerco di portarla avanti perché già come non nascita, cioè non essendo nato in quel territorio, è già difficile imparare tutto, però cerco di andare avanti. Poi veniamo a parlare di una cosa molto più importante, una domanda veramente forte che voglio rivolgere a voi tutti, chi vuole poi mi risponda, però certo. Prima, senza nulla togliere alla nostra Presidente del Consiglio, però bisogna essere coerenti e ricordare quello che si è detto quando si era in gioventù, diciamo, no? Quando si lottava per raggiungere la meta che ha raggiunto, insomma. Io, come lei, come tanti di noi, per raggiungere una meta usiamo degli escamotage che fanno parte della nostra identità e della nostra serietà, giusto? E di quello che pensiamo, di quelli che sono i nostri pensieri per raggiungere un obiettivo. Sentite qual era l'obiettivo della nostra Meloni, ma adesso non sparatemi con un dito, sto parlando contro la Meloni, no, non sto. Però io voglio dire, Presidente, doveva ricordare o andare a rivedere le cose che ha detto qualche anno fa per raggiungere e arrivare laddove è arrivato, è arrivata, e quindi dico è arrivato come Presidente, questo intendo, perché tutti vogliono che si dica Presidente del Consiglio. Si riascolti, per favore, perché so che lei questa trasmissione la guarderà e sentirà quello che hanno detto i nostri ospiti, perché qualcuno di Fratelli d'Italia la registrerà e la farà vedere. Ma si ascolti quello che diceva qualche tempo fa. 2014 mi pare. Vedo regia, è vero regia? Sì, se me lo dice il regista, ci credo. Guardiamo. Perché noi, Presidente, siamo sinceramente sconcertati dalla leggerezza con la quale il governo italiano sembra affrontare la questione dei nostri rapporti economici e geopolitici con la Russia e delle ripercussioni che le sanzioni verso la Russia e le conseguenti controsanzioni russe possono avere per l'economia italiana. Cioè stiamo rischiando tutto questo perché effettivamente abbiamo un interesse nazionale a intervenire come siamo intervenuti, stiamo rischiando tutto questo per sostenere una intelligente strategia di politica estera dell'Unione Europea? A noi pare di no. Certo non stiamo difendendo il nostro interesse nazionale, ma parliamo anche della politica estera dell'Unione Europea, perché a parer mio se l'Unione Europea avesse una politica estera, se l'Unione Europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio Nobel per la pace Barack Obama, allora l'Unione Europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e nella NATO, portando inevitabilmente avanti una crisi con la Federazione Russa nello stesso identico momento nel quale noi avremo bisogno della Federazione Russa per combattere, di arruolare la Federazione Russa per combattere il dilagare del fondamentalismo islamico. Se l'Unione Europea avesse una politica estera magari avrebbe promosso lo status di paese neutrale per l'Ucraina fuori dalla NATO e ponte tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, ma questo non si è fatto perché l'Unione Europea non ha una politica estera. Del resto forse è proprio per questo che le altre nazioni hanno acconsentito che a occuparsi della politica estera dell'Unione Europea ci fosse un membro di questo governo. Allora tutto questo non ha molto senso, motivo per cui banalmente, e voglio dire anche, guardi Presidente, che non mi convince, l'ho sentito dire a qualche collega, che le sanzioni per la Russia sono necessarie per difendere la popolazione ucraina. Sarà che insomma in questioni ben più gravi, e concludo, l'Occidente è ampiamente rimasto a guardare, qualcosa mi fa pensare che, per intenderci, che rimarrà a guardare anche quando la reazione cinese verso gli studenti di Hong Kong dovesse diventare violenta, ma questa è altra storia e ne parleremo. Allora molto semplicemente la nostra posizione è: l'Italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la Russia. Abbiamo presentato una mozione, vedremo come voteranno i colleghi quando questa mozione arriverà in Parlamento. L'Italia si faccia piuttosto promotrice di una
risposta politica alla crisi con la Federazione Russa e sulla crisi ucraina, e speriamo che una volta tanto, e concludo davvero, si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servisciocchi di interessi altrui. Avvocato Pata. Fa la serva sciocca adesso, lei stessa. No, la situazione dell'Unione Europea è molto grave. In realtà i cittadini europei non sono molto consapevoli, gli italiani penso ancora meno, di quello che sta succedendo veramente in determinati stati europei. Ancora in Italia non si è vista quest'ondata di russofobia così grave, anche se c'è dal punto di vista culturale, però dal punto di vista penale ancora no, ma ci sono stati europei dove c'è. Ad esempio, sanno i tuoi telespettatori che i cittadini, o meglio, gli appartenenti all'etnia russa residenti in Estonia e Lettonia non hanno diritti civili? Hanno un passaporto separato su cui c'è scritto alieno. Dai. Non hanno diritto di votare. Dai. Non hanno diritto di votare. Non hanno diritto di espatrio. Cioè non è valido per l'espatrio, il passaporto speciale di cittadini di serie B che loro hanno. Infatti il governo russo ha dovuto eliminare i visti, ma questo Giulietto Chiesa è stato arrestato una volta che è andato, non mi ricordo se in Estonia mi pare. Perché andava proprio a una conferenza su questo. Giulietto Chiesa fu arrestato. E quindi adesso cosa succede? C'è stata la festa del 9 maggio. Noi sappiamo che il 9 maggio è un evento importantissimo per la Russia perché celebra la vittoria sul nazifascismo. Adesso io volevo far vedere una cosa. Questo è un nastro di San Giorgio. Fallo vedere. Questo è un simbolo, è un'antica onorificenza russa ed è un simbolo importantissimo per i cittadini russi. Questo lo indossano durante, in generale, le feste più importanti, soprattutto nella festa del 9 maggio. Esporre questo in Estonia, in Lettonia, in Lituania comporta un reato amministrativo, sanzione amministrativa. Questo perché l'Europa è democratica, ma non proprio democraticissima. Quindi siamo a questo livello. Aspetta. In Moldavia, che non fa parte dell'Europa, ma fa parte dei candidati e ha appena ricevuto la emerita presidente Maia Sandu, che in realtà è rumena, non è tanto moldava, che fa parte, per inciso, dei giovani leader, delle giovani promesse di Klaus Schwab del World Economic Forum, ha decretato che esporre anche in Moldavia è reato amministrativo. In Germania e in Repubblica Ceca è addirittura reato penale, si rischiano 3 anni di galera. 2 giornaliste, 2 giovani giornaliste tedesche, anzi una era russa residente in Germania e una proprio tedesca, sono dovute scappare. Quella russa è stata espulsa, quella tedesca ha chiesto asilo politico, ne abbiamo parlato anche con l'ambasciatore Cantamia. La situazione in realtà, da questo punto di vista, è molto grave in Europa. Posso agganciarmi? Prego. Un problema che riguarda l'Abkhazia. Allora, i cittadini abkhasi non possono uscire fuori, solamente possono visitare la Russia. Non possono venire in Italia, non possono andare in altri paesi perché i loro passaporti, i nostri passaporti abkhasi non sono validi, nessuno li riconosce, per cui non esiste quel documento. Noi a questo proposito, un paio di giorni fa, abbiamo scritto una lettera all'attuale ministro degli esteri italiano, scrivendo tutto quello che riguarda l'Abkhazia e il problema che hanno i nostri cittadini. Anche il certificato di nascita non è valido al di fuori della nostra nazione. Un titolo di studio per chi vuole venire a studiare in Italia non è valido, non può essere riconosciuto. E abbiamo scritto se c'è la possibilità di un incontro, come stiamo qui facendo noi stasera, per discutere se qualcosa l'Italia può fare. Visto che l'Italia è stata sempre un portatore di pace, abbiamo pensato che con questa lettera forse ci possiamo incontrare.
cosa difficilissima, io non credo, però la speranza è l'ultima a morire. Però il Aspettiamo. problema è serio. Certo, Potrebbero farlo in territorio neutrale a Trieste. No, voglio farvi vedere, poi faccio l'ultima domanda, perché il tempo sta scadendo purtroppo. Dovremmo stare 3 ore a parlare di questi problemi che nessuno ha mai parlato, ma noi di Linea Serie, io, come dice Totò, ne parliamo perché non facciamo nulla di male, diciamo, ci sforziamo di dire la verità. Vi faccio vedere quello che ha detto Putin il giorno proprio dell'8 maggio, 9 maggio. Guardate. La Russia vuole la pace. Comincia così il lungo discorso che il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto oggi a Mosca in occasione della parata per celebrare il giorno della vittoria. Davanti ai maggiori esponenti dei vertici militari e politici del paese riunitisi per ricordare la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ha attaccato ancora una volta l'Occidente e ha parlato dell'Ucraina. L'Occidente ha dimenticato chi ha sconfitto il nazismo, ha detto Putin, aggiungendo che contro la Russia è stata scatenata una vera guerra, ma abbiamo sconfitto il terrorismo. Perché sempre l'Occidente provoca conflitti sanguinosi, semina i semi della russofobia e pretende di dettare le sue regole a tutte le nazioni. Pertanto anche l'Ucraina è ostaggio delle loro ambizioni. Ogni ideologia di supremazia è criminale che porta a morte, ma le elite occidentali globaliste continuano a parlare in modo esclusivo, organizzano conflitti e aggressioni. Putin ha infine chiuso il suo discorso sulla Piazza Rossa inneggiando alla vittoria. Niente è più forte della nostra unità e si è rivolto direttamente ai soldati impegnati sul campo di battaglia. L'intero paese si è mobilitato per sostenere i nostri eroi. Le battaglie che decidono il destino della nostra patria sono sempre diventate sacre. Siamo orgogliosi di chi partecipa all'operazione militare speciale. Non c'è cosa più importante oggi. E se volete andate a controllare se la traduzione è corretta o meno. Faccio una domanda a Khan e di conseguenza poi a chi vuole. Perché, Khan, i paesi occidentali ritengono l'intervento della Russia una invasione o perché invece la Russia la ritiene una operazione militare speciale iniziata solo a seguito del riconoscimento dei 2 stati indipendenti di Donetsk e Lugansk, scusate la mia pronuncia, che è quella che è. Risposta in 2 minuti, non di più. Sì, faccio proprio in sintesi. Allora, io ritengo che è tutta, diciamo, è tutta una questione di punti di vista di guerra delle informazioni di cui parlavo prima. Se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti che hanno almeno 38 operazioni militari speciali, dal 1906 partendo con la seconda occupazione di Cuba fino al 2015 dove sono stati attacchi in Yemen, scusate, in Camerun e anche in Libia, se ricordate bene. Quindi in qualche modo il mondo intero non si è rivoltato contro gli Stati Uniti e non ha imposto loro sanzioni perché gli Stati Uniti hanno violato il diritto internazionale diverse volte e sono gli unici praticamente autorizzati a violarlo, purtroppo. È importante notare che la Russia ha iniziato l'operazione speciale non lontano in altri continenti che diciamo, non sono diciamo, dei suoi interessi vitali, ma ha iniziato l'operazione speciale ai propri confini dove vive la popolazione russa che dal 2014 aveva chiesto aiuto alla Russia di intervenire e di salvare anche i bambini, i civili, il popolo, la cultura, la lingua. Però la Russia dal 2014 si manteneva sempre con gli accordi di Minsk, no? E poi quando ha visto che non hanno più diciamo, nessuna prospettiva, non aveva più altra scelta di non intervenire e invece tutto il mondo si è girato le spalle alla Russia e ha imposto altre sanzioni e così via. Perché gli Stati Uniti possono fare 38 operazioni militari e la Russia non può difendere i propri cittadini? Io direi che
tutto l'Occidente adesso, non devo sottolineare, non tutto il mondo, tutto il mondo, l'Occidente non è tutto il mondo, no? Certo, Esiste certo. un'altra parte Esatto, del mondo. bravo. Quindi comunque l'Occidente demonizza non solo il presidente russo. Ma tutto il popolo. Io capirei se demonizzasse solo il presidente russo per la sua politica. Sta demonizzando tutta la Russia, tutti i cittadini russi e tutti quanti che sono con i russi. Esatto. Cioè, praticamente sta accadendo la stessa cosa che accadeva nella seconda guerra mondiale, Esatto. con la politica di Hitler, no? Esatto. Quindi Sì. adesso i russi non possono più viaggiare, non possono più comprare, andare, studiare, cioè noi siamo proprio... È tragico, è non tragico. si capisce più cosa succede. Tra l'altro mi diceva l'avvocato Pata che sta succedendo qualcosa di incredibile anche in Moldavia. Sì. Che cosa sta accadendo in Moldavia? I cittadini italiani non lo sanno perché nessuno ne parla, lo diciamo noi. Che cosa? Allora, i cittadini moldavi lo sanno molto bene. In sostanza, la presidente Maia Sandu, che come accennavo prima è attualmente la presidente legittima della Moldavia, ha intrapreso, visto che ci sono state le elezioni e dovrei aver fornito alla regia le mappe, ci sono state le elezioni amministrative nella regione della Gagausia, che è una regione verso il sud della Moldavia. Ha vinto la candidata dell'opposizione al governo, il Partito Socialista dell'ex presidente Dodon. Per non legittimare questa vittoria, siccome la regione della Gagausia è filorussa, nel senso che ci sono parecchi cittadini russi residenti e ha una grossa, importante minoranza, esatto, si vede la mappa, tatara, che sono un'etnia di origine turca, per non legittimare le elezioni hanno sequestrato tramite la polizia e i corpi speciali tutte le schede elettorali, in modo che il tribunale non potesse verificarle e legittimare le elezioni di questa governatrice. Questo, siccome la Gagausia è una regione speciale per la Costituzione moldava, ora comporterà una situazione gravissima di disordini civili, non solo, ma come si vede nella mappa, c'è il problema della Pridnestrovia, la Transnistria, nota da noi in Italia, che è la regione in giallo. È una repubblica indipendente, si è dichiarata indipendente già dal momento dello scioglimento dell'Unione Sovietica. Ci sono truppe ucraine a confine con la Transnistria, con la Pridnestrovia, che si preparano ad invaderla. Perché? Perché in Pridnestrovia c'è un importantissimo magazzino di armi, uno dei più grossi d'Europa, sorvegliato da un paio di migliaia di soldati russi che sono caschi blu perché c'è una missione internazionale che li copre, del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e gli ucraini si stanno preparando, accumulando truppe a confine, ad attaccare quindi anche la Transnistria. E questo fenomeno nasce anche tra la Georgia e l'Abkhazia. Certo. Noi abbiamo, grazie anche all'amico Vestuto, portato sul suo giornale questa nostra denuncia, questo nostro appello, dove diciamo muovetevi a far sì che la Georgia firma il trattato del non utilizzo delle armi, perché la Georgia ogni qualvolta che noi la incontriamo presso l'ONU a Ginevra si alza e se ne va, perché ad oggi non ha firmato ancora il trattato del non utilizzo delle armi e questo è molto preoccupante. Per chiudere, se abbiamo tempo più avanti affronteremo ancora l'argomento, perché non è che finisce qua. I nostri telespettatori devono sapere e capire, non con le urla che fanno in varie trasmissioni, ma con tranquillità e serenità. Allora mi rivolgo anche all'amico Giorgio Deschi. Perché, come mai l'Italia, che ha nella sua Costituzione quella di essere un paese non belligerante, si è riscoperta belligerante negli ultimi 15 anni, a partire dalla guerra in Afghanistan? Non è lecito avere il sospetto
che l'Italia entri sempre in guerra contro la volontà dei propri cittadini perché costretta, e il sospetto che proprio per qualche forma di recente sudditanza non sia ben accolta nel mondo come un paese moderatore o di mediazione. Abbiamo avuto l'intervento in Bosnia, sotto l'egida del governo italiano, che il ministro della difesa mi sembra fosse Mattarella a quel tempo. Vicepresidente del Consiglio. Vicepresidente del Consiglio, perdonatemi, sì, l'inesattezza. È preparato Vestuto, Sì. Preparatissimo. Sì. Prego. Ma sì, è un paese suddito perché quando gli americani sono sbarcati in Sicilia hanno fatto un accordo. Però vuol dire che non parla in nome per conto di noi italiani. Assolutamente no. Ecco. Tutti quelli che hanno provato ad opporsi sono finiti prima a Washington a prendersi una lavata di capo. Qualcuno invece è proprio finito nel bagagliaio di una R4 color amaranto. Bravissimo. Qualcuno è finito ad Hammamet. Bravissimo. Fortunatamente chi era molto amico di lui è sopravvissuto nonostante le grandi vicissitudini che l'hanno coinvolto, e porto un caro saluto a questo presidente di un partito italiano anche Berlusconi, per dillo. la sua guarigione. Ecco. Che speravo proprio avvenisse, in virtù anche di quello che ho raccontato un po' prima, ed è stato l'unico che abbia detto una parola ed è stato anche attaccato addirittura da Zelensky. Fantastico. Allora, un minuto a testa per concludere, Vestuto. Direttore. Un minuto, vai. Ennio Bordato. Chi è che vuole parlare? Volevo ricordare, direttore, il protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra, Sì. che spiega esattamente tutto, del 49, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. Bravo. Dice la regola fondamentale che sostanzialmente ha lo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile, dei beni di carattere civile. Le parti in conflitto dovranno fare in ogni momento distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e di conseguenza dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari. Allora, questo è il fondamento del diritto internazionale umanitario. La domanda è questa, retorica: chi è contro il diritto? Chi viola il diritto dal 2014? La Russia o l'Occidente che arma l'Ucraina, che sta sterminando la propria popolazione del Donbass? Grazie, dottor Bordato. È una domanda stupenda. Un minuto per, mi dispiace Vestuto, un minuto soltanto, e un minuto lo diamo anche a Khan. Velocissimamente due cose velocissime. Uno, volevo ricordare quella bellissima intervista che fece Oliver Stone nel 2017 proprio a Putin, dove quello che sarebbe successo, che è successo per febbraio dell'anno scorso, è stato anticipato dallo stesso Putin, il quale diceva: guardate che ci stanno accerchiando con tutte le basi NATO. Quindi probabilmente non era poi questa cosa non risaputa. E nella sagra dell'incoerenza dello stesso governo italiano, che ieri diceva tutto, ma non solamente la Meloni, lo diceva il presidente Mattarella, lo diceva il ministro Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire tutto questo? Sudditanza? No, vuol dire tutto questo, che è una montatura che è stata fatta di falsità totale e di incoerenza totale. Questo spiega quello che vogliamo dire e ribadire, insomma, ecco, questo è il discorso. Grazie Gianfranco, grazie. Per chiudere, Khan. Sì, io semplicemente voglio ringraziare lei, direttore, e anche tutti i presenti nello studio per dare spazio a una narrativa diversa, alle informazioni diverse, perché è molto importante far capire anche l'altra parte della medaglia, no? Certo. Soprattutto per noi abkhasi che capiamo, che viviamo in questo, diciamo, blocco internazionale anche dell'informazione del 1993. Quindi voglio ringraziare lei, direttore, e tutti i miei colleghi e amici che sono presenti online. Domanda, sì. Dottore, perché
parla così bene. Come mai parla così bene l'italiano? Poi glielo dice. La ringrazio, io ho studiato in Italia, sono stato fortunato di vincere uno stipendio e quindi una borsa di studio a Rondine, Cittadella della Pace, ad Arezzo. Bravo, complimenti, complimenti. L'ultima battuta la Grazie. facciamo fare all'ambasciatore anche, Vito Gritana. Io ti chiamo ambasciatore. Prego. Mi associo alle parole del mio collega Cantania, ringraziandola di questa opportunità. Per noi abgasi è molto importante, perché non tutti sanno ancora cos'è l'Abkhazia. E dopo ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a far sì che io arrivassi qui stasera con lei da Capurso. Anche se tanti diranno che c'entra, però comunque mi ha emozionato molto la storiella di vostra madre, che ha ricordato la mia Capurso, e questo mi fa piacere, e grazie. Vi dico, lo dico per i pugliesi, mamma, tanti anni fa, io ce l'ho ancora nel mio cassetto del comodino accanto al letto, mi ha regalato la Madonna du Puz, diciamo in dialetto, e diceva: mamma, ricordati, dice mia madre, questo è il detto dei Capursani, si dice Capursani? Capursesi. Dunque, Madonna me du Puz, famma chieno corto duz, i ciungo macement, ciuff ciuff in dalla vend. Ecco, spieghiamo. Madonna mia del Pozzo, fammi trovare un coltellino. Fammi trovare un cartellino che chi mi darà fastidio, io dovrò punzecchiare il pancino, ciuff ciuff nella pancia. È chiaro, è un modo di dire per ridere comunque. Signori, grazie per la serata, grazie a voi che siete stati pazienti ad ascoltare quello che abbiamo detto, grazie agli amici che sono in remoto, venerdì prossimo ancora altre storie, altra trasmissione, grazie a tutti veramente di cuore, vi auguro tantissima proprio buona salute e buonanotte a tutti, grazie. Piano e non con le foto che l'attimo dopo passa la magia. Era l'Italia che non abbassava lo sguardo, l'Italia che non abbassava la guardia, l'Italia che aveva il coraggio di dire anche no a noi figli e al mondo. Torneremo l'Italia dell'autoironia che imitava Fantozzi ma anche Totò, alla faccia di tutta questa burocrazia che ti sembra di stare in un reality show. Torneremo l'Italia delle lettere che mia mamma scriveva per parlare con me. Torneremo Italia, Italia. Torneremo l'Italia dei nonni e le nonne che hanno dato la vita per noi anni fa. Combattevano in guerra e intanto si amavano, intanto ci davano la libertà. Ridaremo anche a loro un po' di verità, ridaremo anche a loro dignità. Torneremo Italia, Italia. Quello che non ha, ridaremo alla gente dignità. Torneremo Italia, Italia, Italia. Torneremo Italia, Italia, Italia. Torneremo, torneremo, torneremo Italia. Il programma è stato offerto da